presidente uscente sia naturale candidato, e quindi è un diritto del presidente uscente di proporre la sua candidatura. Una candidatura solitaria no, ci sono altri che la pensano diversamente, bene, allora propongono le primarie. Io sono pronto a questa sfida nei confronti di chi pensa di essere un candidato più forte, facciamo scegliere ai cittadini con primarie vere e facciamo sostanzialmente decidere, non ai capi correnti di Roma chi saranno dovrebbero essere i candidati, lasciamolo decidere ai cittadini, ai siciliani. Un lungo e appassionato intervento, Presidente, nel quale ha anche spiegato tanto lavoro fatto. Un lungo e appassionato sì. Intervento nel quale ha spiegato tanto lavoro fatto. Sì, insomma, noi avevamo una Sicilia che era sull'orlo del fallimento, meno 2 miliardi di consuntivo in bilancio del 2012, 2 miliardi e 700 milioni di debiti che non pagavamo ai fornitori, abbiamo pagato i fornitori, abbiamo coperto il deficit negli ultimi 3 esercizi finanziari, abbiamo realizzato più 1 miliardo di avanzo, quindi prodotto utile per intenderci, che ci serve a ripianare i vecchi debiti. Ho trovato una programmazione che era al 12,5% in 5 anni, l'abbiamo portata al 100% in 2 anni e mezzo, abbiamo un PIL che cresce il doppio dell'Italia con 3,6% in 2 anni, abbiamo l'occupazione che negli anni prima del mio governo aveva perso 200.000 posti di lavoro e adesso ne fa invece più 70.000, non si capisce veramente perché un governo che ha fatto un lavoro di questo tipo, così eccezionale, non debba essere premiato. Sì, sono stati 5 anni difficili, abbiamo dovuto investire in una Sicilia delle buone volontà ma dalle brutte pratiche. Abbiamo dovuto riprendere una Sicilia in corsa verso il baratro, abbiamo risanato i suoi conti come l'attesta la Corte dei Conti, abbiamo rendicontato tutti i conti europei e realizzato tanto, così come la certificazione ci consegna, abbiamo risanato la sanità in Sicilia che la vedeva collocata agli ultimi posti, insomma abbiamo fatto tanto lavoro, avremmo potuto certamente fare anche di più se avessimo avuto, insieme alla volontà del Presidente Crocetta, degli assessori impegnati, ma anche probabilmente qualche ostacolo in meno. È un momento in cui si tirano le file e così come aveva detto il Presidente Crocetta che avrebbe nel corso di questi 5 anni dato sempre conto del suo operato ai siciliani, oggi si presenta per dar conto. Il risultato è questo e questo risultato merita la valutazione di una posizione del Presidente Crocetta ed è per questo che merita anche la ricandidatura del Presidente, che ha ripetuto per 9 volte: io mi candido, offre la sua candidatura alla coalizione che lo ha sostenuto in questi 5 anni a partire dal PD. Tuttavia ha fatto un'apertura, dice io sono candidato, in ogni caso sono pronto a misurarmi con quanti vogliono candidarsi insieme a me e per questo disponibile alle primarie. E questo momento e questa decisione, questa naturale decisione e comunicazione del Presidente Crocetta viene dopo quel momento in cui la ipotesi di una candidatura Grasso lo aveva fatto dichiarare, gli aveva fatto dichiarare immediatamente: se c'è Grasso candidato io farò altro.